torta arriva, facciamo un applauso! Questi sono 20 anni di storia. Per noi è una festa che ricorda i 20 anni della storia del gruppo Amicizia. Perciò anche nella manifestazione che abbiamo voluto organizzare quest'anno vogliamo concludere questa serata, oltre al solito rinfresco, anche con un momento di incontro particolare, un momento di incontro serale, un momento di liscio perché serve questa iniziativa a ricordare tutto il lavoro che questa associazione in questo paese ha fatto, ma tutto questo si è fatto grazie sia al gruppo Amicizia, ma grazie a tutti voi, a tutto il paese che ha collaborato sempre affinché le iniziative che questo gruppo dirigente ha portato avanti fossero sponsorizzate e la gente diventava sensibile affinché queste iniziative potevano essere espresse. Ricordo, io sono uno di quelli, forse insieme a Mario, che abbiamo creato questa associazione, era la primavera del 74. Dopo che era venuto meno l'attività degli scout, allora eravamo un tantino più giovani e comunque eravamo sempre dentro le associazioni. I giovani volevano vivere assieme, volevano stare assieme. Non abbiamo permesso, nonostante quel fallimento, dopo qualche anno dello scoutismo, non abbiamo voluto scioglierci come gruppo e abbiamo creato in seno alla parrocchia questo gruppo di amici. Io voglio ricordare per un attimo una immagine particolare di questa associazione, il caro Dario Mereu. Il nostro parroco, e ho voluto prendere un po' di tempo perché ho un gozzo in gola, perché onestamente è stato uno di quelle figure che credeva nella gente, ma in particolar modo, nonostante fosse anziano, credeva nei giovani. Questo è molto importante. Un'altra persona che voglio ricordare con tanto affetto è l'altro parroco, l'amico Gabriele Azieni. Anche lui ha dato il contributo per questa associazione. E come dicevo, da lì è nato questo gruppo di giovani con la volontà e con la voglia di fare qualcosa. Nei primi anni abbiamo fatto cose semplici, cose che comunque sono riuscite a far attirare la simpatia delle persone. E questa associazione dopo subito un anno o due è cresciuta con la presenza e con la simpatia di tante figure, di tante persone anche che non erano più giovani, perché noi giovani siamo riusciti a inserirci e a comunare insieme agli altri. E tra questi il gruppo dirigente di adesso, Tonino per dire, Aldo Corda, Marinella Orru, ma ce ne sono state, ma una figura in particolar modo che è sempre vicina a noi è la nostra cara e amata Bruna. Bruna che con la sua attività, la sua costanza, che tutti conosciamo perché ormai la possiamo ritenere nostra, una del nostro paese, nonostante sia di fuori, però la riconosciamo come una delle nostre mamme, perché è quella che comunque con la sua attività ha portato alla luce tanti di noi. Perciò io a Bruna un altro applauso particolare vorrei fare. Una donna che comunque, nonostante la sua età, è sempre vicina a noi, è sempre viva con quella vitalità che ha avuto in tutti questi anni, è sempre vicina a noi. Ecco un'altra figura che deve emergere da questa associazione. Ecco, fatta questa prima presentazione che era doverosa, è giusto anche ricordare 20 anni di storia di questa associazione. Intanto ricordiamo che la nostra associazione, il gruppo Amicizia, ha avuto sempre con tutte le amministrazioni comunali, da allora ad oggi, tutte quelle che si sono succedute,
ha sempre avuto un rapporto ottimo e un rapporto di collaborazione con l'amministrazione comunale. Assieme abbiamo programmato, assieme abbiamo fatto volta per volta, o per la nostra iniziativa o per l'iniziativa dell'amministrazione, abbiamo sempre collaborato assieme. Altrettanto collaborazione questa associazione ha dato, giustamente, perché essendo nata assieme in seno alla parrocchia, abbiamo collaborato con tutti i parroci, come dicevo prima, il caro e amato Don Dario Mereu, Don Gabriele, Don Giuseppe Zusa, un'altra figura emblematica per questa associazione, e chiaramente anche, forse devo dire con un po' di ironia, un pochino meno con questo parroco, onestamente, ma comunque noi abbiamo sempre un rapporto cordiale, un rapporto di affetto, però sappiamo vivere anche in altri siti, sappiamo vivere anche con tutte le altre persone, però nessuna nota di stonata, però un pizzico di ironia bisognava pur esprimerla. Triste. È vero, siamo consci che la situazione economica, che sta diventando sempre più drammatica, ci porta ad avere per la testa altri problemi in seno alla famiglia, gente che perde il posto di lavoro, giovani che non troveranno mai posto di lavoro. È vero che queste cose ci fanno diventare anche burberi e non pensiamo magari a quelle iniziative che servono, che diventano indispensabili nella nostra vita per trascorrere il nostro tempo libero. Lavorate per questa associazione, però vi vorremmo ancora più vicini, assieme a noi, assieme alle altre associazioni culturali e sportive che operano in seno a questo nostro comune. Ci deve essere un rapporto più corposo, un rapporto di collaborazione. Le forze minime di ognuno di noi messe tutti assieme riescono a fare una forza vincente a questi problemi. La sensibilità degli amministratori, che non possiamo negare che comunque fanno acrobazie anche per trovare fondi per gestire le iniziative, chiediamo anche a loro un ulteriore sforzo in questo frangente, perché sono convinto che comunque assieme possiamo ancora ricordare 10 giorni sangiovanense, possiamo ricordare carnevali, possiamo ricordare ancora balli e tutte quelle cose che sono stati fatti in 20 anni. Noi ci auguriamo fra altri 20 anni di essere qui e di rilanciare questa iniziativa, perché siamo sicuri che queste cose hanno portato intanto grande felicità nel nostro comune, siamo riusciti a far divertire in tanti. E io con un caloroso e grande applauso, ma io per primo mi metto a salutare voi e tutta quell'amicizia che ci avete. Un'altra cosettina, un altro applauso io particolare lo vorrei dedicare a Mario, che è quel perno all'interno dell'associazione. Eccoli qui i nostri bambini come sta al solito, ecco, questo è frutto di questa nuova leva che ricordano sempre con simpatia il nostro Mario, che per loro è quasi un padre. Mario, devi aprirlo adesso, Straccia, rompi, così. Dategli una mano che Mario è emozionato, Ecco, questa coppa offerta dalle nostre bambine insieme a Patrizia, a Mario con tanto affetto. E siccome siamo in clima di sport, io manderei un caloroso applauso
al risultato notevole che ha raggiunto la società sportiva Massenti, perciò un applauso. Anche questo risultato fa sì che il nome del nostro comune vada addirittura non in campo regionale ma addirittura in campo nazionale. Ecco, con queste ultime parole io cedo il microfono, forse vi avrò anche un tantino annoiato, e passerei subito a questo rinfresco. Prima di concludere però voglio mandare un altro ringraziamento a tutti i genitori degli atleti che hanno collaborato affinché per l'ennesima volta questo rinfresco fosse offerto a tutti voi, perciò grazie anche a tutti i genitori. Bene, la torta è qui. Per festeggiare lo sport e i 20 anni di questa associazione, le nostre bambine hanno preparato una coreografia che vogliono ricordare i 20 anni di questa associazione. Stiamo a vederle. Ci avevo pensato. Facciamo c'è il nero, Ed ecco questi 20 anni. Bene signori, adesso ok signori, apriamo le danze, via con le pizzette, via con i dolcetti. Dai il tuo pagliolino, scusa. Sì, no. Io sto facendo il possibile, ho una mano sola.